qualcosa che non torna. Dobbiamo assolutamente trovare i colpevoli. Ma no, ma è ovvio che sono stati loro. Ma guarda, hanno proprio una faccia da delinquenti. Non ne sono per niente convinta. Ma come? Ma pure la testimone chiave li ha riconosciuti. Questi vandali vogliono rovinare il nostro quartiere. Detective, cosa sta mangiando? Questi biscotti pieni di grassi animali. In casa mia si mangia solo ed esclusivamente gallette di mais o riso e verdure. Provi ad assaggiare questo. Va bene signora, ma ora ci racconti i fatti. Ah sì, scusi, vi ho chiamati perché i miei vicini vogliono danneggiare l'idrovora. Ho trovato dei pesci morti in giro per il canale. Guardate, ho ripreso tutto. Sono stati sicuramente loro, con tutti quei prodotti chimici che usano, lacca, gel. Ma se non sono stati questi cappelloni, come me le spieghi queste prove, eh? Ma le pare che qualcuno va a fare vandalismo e si porta dietro gel e lacca per capelli? Però il testimone li ha visti. Ehi, tu, vieni qua. Ma hai visto delle persone losche qui? Sì, ieri sera sono uscito a correre più tardi del solito e ho visto dei tipi sospetti a girarsi per di là. Ah, ok, grazie. Li abbiamo già interrogati e hanno detto che stavano cercando il gatto Marlena. Marlena, dove è uscito Marlena? Marlena, torna a casa. Vedo qua, si fa sentire. Marlena, torna a casa. Non voglio più aspettare. Piuttosto, cosa ne dici della dichiarazione del testimone? Ma scusi, ma è vero che in questo canale ci sono pesci morti? No, sinceramente io non ho mai visto uno, perché ogni giorno qui vengo a pescare, quindi posso confermare che l'acqua è pulita e quindi i pesci morti qua non ce ne sono. Le dichiarazioni del pescatore non coincidono con quello che ci ha detto la signora Cipollina. Quel video non mi ha mai convinto. Dobbiamo andare a risentirla. Scusi, signora Tina? Io sì, Dovremmo farle qualche domanda. Lei aveva dichiarato questa cosa, ma... I fatti non tornano, c'è qualcosa che non quadra. Oh, signora Tina, come è andata la grigliata con tutto quel pesce che mi aveva comprato? Avrei dato al minimo 20 persone, eh? Ma cosa ne ha fatto di tutto quel pesce? Lei aveva detto che mangiava solo riso e verdure. Glielo dico io cosa ne ha fatto. Sicuramente l'avrà usato per fare prove finte per incolpare i suoi vicini di casa. Mi sembrava strano che fossero morti dei pesci. Il consorzio di bonifica qui fa un ottimo lavoro e rende l'habitat ideale per tutti gli animali. E va bene, confesso, sono stata io. C'è una cosa che ancora non riesco a capire. Ma perché ha fatto tutto ciò? Non li sopporto più, con la loro musica assordante e i loro gattacci che vengono sempre a casa mia. Ho rovvistato nella loro spazzatura dove ho trovato lacca e gel. Ho comprato questo orrendo rossetto nero.
Ho gettato tutti quei pesci puzzolenti nel canale e ho rapito quello stupido gatto Marlena. E tutto questo solo per incastrarli. Signora, la dichiaro in arresto. Come butta, ci stanno tutti i nuovi braccialetti. Oh, ma che mica ha visto Marlena?